Il vino di oggi è Astoria Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG. DOCG, denominazione di origine controllata e garantita. La versione di oggi è il millesimato. Il vigneto si trova a 150 metri di altezza e viene chiamato Costa del Sol perché baciato dal sole. L'uva è uva glera Prosecco. Il colore è certamente un bel giallo paglierino con riflessi tipici proprio di questo vitigno, che è il riflesso verdolino. Belle però le bollicine che si presentano fini, numerosi e persistenti. Il profumo è generoso, importante. Ci sono certamente queste note che ricordano la frutta bianca, che ricordano la mela, la pera. Certo, anche queste note vegetali finali. Bello anche questa sensazione lontanissima di una mandorla acerba. Proviamolo in bocca. Buono l'esordio in bocca. Lungo, persistente, la freschezza si fa sentire, è presente, forte, persistente, ma morbido. L'esaltazione dell'effervescenza esalta il profumo, avvolge la bocca, persistente, lungo, importante. È certamente un vino importante da abbinare a piatti importanti, antipasti importanti o primi importanti. Salute! L'arte spumantistica della Carpenè Malvolti. È uno spumante Charmat da uve Petit Manseng, un'uva bianca dagli acini piccoli dell'area dei Pirenei francesi che ci riporta alla Languedoc e allo Jurançon. Dal punto di vista visivo è prettamente un piacere vedere questo tema del valore del colore giallo paglierino ma con tonalità intense di verdolino, con una brillantezza non comune e nello stesso tempo anche il pensiero a delle bollicine che sono fini, persistenti e numerose. Quando mi avvicino al naso noto subito queste caratteristiche fruttate che ci riportano alla frutta esotica e nello stesso tempo ai caratteri minerali e voglio dire anche vegetali. Al gusto è secco, è un extra brut, è sapido, è fresco, ma nello stesso tempo mi riporta a una persistenza aromatica intensa che mi ricorda le aromaticità, chissà perché, di un vitigno, di un'uva particolare. Abbinamenti: spiedini con crostacei, zuppe di mare, zuppa di pesce e vorrei dire a una temperatura che è un po' leggermente superiore al solito, al normale, anche attorno ai 10 gradi.